Appello dell'Arcivescovo Damiano e di Don Mario Sorcia ai candidati in vista delle elezioni del prossimo 23-24 maggio, la politica al servizio della comunità. Ora la parola passa ai cittadini. Tradizionale festa del 1° maggio a Raffadali, a Canicattì, cantine aperte, solidarietà al popolo di Niscemi. Rivolta in carcere di Agrigento, arrestati 8 detenuti, sequestrata una carrozzeria abusiva ad Agrigento a Santa Elisabetta, avvertimento mafioso al cantiladile per il recupero dell'ex mattatoio, in gravi condizioni un cronometrista travolto da un'autovettura durante una corsa all'autodromo di Racalmuto. Grande partecipazione alla festa del Cristo Nero a Siculiana. Panoramica sportiva della domenica di calcio, l'Akragas ai playoff. La Castrum festeggia la permanenza in Serie D, manifestazioni in ricordo di Gabriele Vaccaro prima della partita. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi lunedì 4 maggio, a 20 giorni dalle amministrative. Arriva oggi l'appello del Vescovo Damiano e di Don Mario Sorcia a tutti i candidati, la politica al servizio della comunità. Basta giochi di potere, adesso la parola passa ai cittadini. Scegliete con coscienza il servizio. A poco meno di 20 giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgeranno 8 i comuni della provincia di Agrigento, arriva oggi un intervento netto dell'Arcivescovo Alessandro Damiano e di Don Mario Sorcia, direttore dell'Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro, che accendono i riflettori su un clima politico giudicato confuso e distante dai cittadini. Nella nota diffusa dall'Arcidiocesi di Agrigento si parla apertamente di candidature annunciate e poi ritirate, accordi sfumati e scelte contraddittorie che rischiano di minare la fiducia nelle istituzioni, restituendo l'immagine di una politica ripiegata su logiche interne più che orientata al bene comune. Un quadro che porta a una domanda diretta: esiste ancora una buona politica? Per la Chiesa agrigentina la risposta è sì, ma passa da un cambio di passo che rimette al centro il concetto di servizio. Nella riflessione emerge anche un dato significativo: quando un'amministrazione funziona, il consenso arriva, come dimostrano le rilevazioni nazionali che vedono molti sindaci superare il 60% del gradimento, ma, sottolineano Damiano e Sorcia, il vero giudizio resta sempre quello dei cittadini, chiamati a scegliere con libertà e responsabilità. L'invito è chiaro: evitare condizionamenti, logiche familistiche, appartenenze di comodo, valutando invece i fatti, la coerenza e l'impatto reale dell'azione politica sulla vita delle persone. Ai futuri amministratori viene indicata una sorta di bussola etica: amore per la città, trasparenza, onestà, competenza, capacità di creare posti di lavoro e senso del limite. Ma il messaggio più forte è rivolto agli elettori: il potere decisivo resta nelle loro mani attraverso un voto libero e consapevole che può aprire una nuova stagione della buona politica, un passaggio che segna anche simbolicamente l'inizio della fase decisiva della campagna elettorale, con liste presentate e candidati ormai ufficiali. Adesso, concludono Damiano e Sorcia, la parola passa ai cittadini. E il Comitato Cittadino Fontanelle Insieme organizza per venerdì 8 maggio alle ore 18:30 presso la piazzetta Livatino nel quartiere di Fontanelle un incontro confronto pubblico con i candidati a sindaco di Agrigento. L'iniziativa, dal titolo "I quartieri al centro, partecipazione, sviluppo e bene comune", si propone come momento di dialogo aperto, autonomo, indipendente e apartitico, con l'obiettivo di riportare al centro dell'agenda politica il ruolo strategico dei quartieri nello sviluppo della città. Il comitato promotore sottolinea come la crescita di Agrigento non possa prescindere da un concreto investimento sulla riqualificazione delle periferie, sulla valorizzazione delle frazioni, sul rafforzamento del legame tra centro e territori. I quartieri rappresentano luoghi di identità, partecipazione e coesione sociale, oltre che risorse fondamentali per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
Vediamo adesso una videodichiarazione del nuovo assessore regionale alla funzione pubblica nominato in quota MPA Grande Sicilia, Elisa Ingala. Sicuramente per me sarà un'esperienza immensa, spero di mettere a disposizione tutte le mie competenze, la mia voglia di lavorare, l'ho sempre avuta, è un'attività molto importante e spero veramente di poter essere utile per il territorio, per la regione Sicilia. Quindi sono veramente contenta, ringrazio per la proposta che mi è stata fatta, che ho accettato di buon grado. Penso che da siciliana, da amante di questa terra, ho proprio il piacere di contribuire con le mie competenze, con la mia forza di volontà per poter cercare di migliorare il territorio, consentire di vivere meglio e, insomma, cercare di contribuire per lo sviluppo del nostro territorio. Sì, l'attività come amministratrice è iniziata negli anni 93, io sono stata assessore al comune di Caltanissetta negli anni 93-97, avevo circa 29 anni. È stata un'esperienza bellissima, io sono stata assessore al bilancio, alle finanze, insomma al patrimonio, fu la prima amministrazione, derivante dalle elezioni, che il sindaco appunto veniva nominato dal popolo. Io sono stata inserita come tecnico, però insomma, ho avuto veramente la fortuna di lavorare bene, è stata per me un'esperienza molto importante. Poi ho sempre lavorato, diciamo, svolgendo le mie molteplici funzioni con società partecipate pubbliche, quindi intanto sono stata anche revisore negli enti locali, sono stata revisore anche di istituti pubblici, tipo per esempio l'ACP, poi ho rivestito anche un ruolo che mi ha impegnato tanto come liquidatore dell'ambiente rifiuti di Caltanissetta. Come da tradizione a Raffadali si è svolta la festa del 1° maggio con un ricco programma di eventi e una grande partecipazione popolare con il tradizionale corteo sindacale organizzato dalla CGIL Cisle Will e la sfilata dei carri dedicati al mondo del lavoro, quindi il comizio sindacale, e in Piazza Progresso in serata il concerto della cantante Giusy Ferreri. Il servizio. Festa dei lavoratori celebrata all'insegna della partecipazione e della tradizione, quella andata in scena a Raffadali, dove l'intera comunità si è stretta attorno ai valori del lavoro e della solidarietà. La giornata si è aperta fin dalle prime ore del mattino con attività sportive e momenti di svago che hanno coinvolto grandi e piccoli. Le vie del paese si sono animate grazie alla presenza delle bande musicali che hanno accompagnato cittadini e visitatori, creando un'atmosfera festosa e condivisa. Oggi il tempo ci accompagna pure perché è una giornata bellissima, tante attività oggi a Raffadali. Noi con il raduno di auto e moto d'epoca sempre number one. La macchina più anzianotta è arrivata proprio in questo momento, che l'ho vista passare, ed è la Hyundai, una delle più vecchie che ci abbiamo stamattina. Questa è la nostra prima partecipazione, abbiamo fatto un percorso di 6 km e abbiamo organizzato anche la gara per i bambini, che è un circuito piccolo da 100 metri, 200 metri, 400 metri. È la prima volta che lo facciamo, speriamo che va tutto bene e sarà un grande evento. Abbiamo 260 partecipanti, è stato un successo. Nel pomeriggio si è svolto il tradizionale corteo sindacale, cuore della manifestazione, protagonisti i carri allegorici dedicati ai mestieri, simbolo delle diverse realtà lavorative del territorio. In testa al corteo il sindaco Silvio Cuffaro, insieme all'amministrazione comunale, è testimonianza del forte legame tra istituzioni e cittadinanza. La ricorrenza del 1° maggio è sempre stata una tradizione per la comunità di Raffadali. Le tradizioni vanno mantenute e vanno migliorate, è quello che ho fatto in tutto il periodo in cui sono stato sindaco di questa amministrazione. Parlare di lavoro, di dignità, di sicurezza, non si smette mai di
di farlo, visto che ancora nel 2026 assistiamo a molte morti bianche, quindi è giusto parlarne, discuterne, vedere quali sono le soluzioni, perché più se ne parla più le persone incominciano a prendere cognizione del pericolo che c'è andando a lavorare e di utilizzare e usare tutti i mezzi di sicurezza per evitare che possa accadere ciò che purtroppo ogni tanto accade. Dal palco gli interventi dei rappresentanti sindacali della CGIL hanno richiamato l'attenzione sui temi centrali del lavoro, dei diritti, delle sfide ancora aperte, ribadendo l'importanza dell'impegno collettivo. Questa è una giornata ricca di memoria e di impegno, non è certo una giornata di festa, ma una giornata di celebrazione di quella memoria e di quell'impegno che la CGIL, la Camera del Lavoro e tutte e tutti dobbiamo continuare a ricordare per portare avanti un impegno per il lavoro e per lo sviluppo della Sicilia. La Sicilia, le lavoratrici e i lavoratori siciliani hanno una grande forza, una grande energia, ecco perché non è più accettabile che ci sia il lavoro povero e le pensioni povere, ma soprattutto abbiamo bisogno di diritti a partire da quello della scuola, a partire soprattutto dalla sanità. Abbiamo diritto ad una sanità pubblica universale. Noi giorno 16 partiremo con una raccolta firme di banchetti per una proposta di legge sulla sanità pubblica universale e sugli appalti, perché innanzitutto dobbiamo ripartire da questo, dai diritti, da quei diritti costituzionalmente garantiti che devono essere vissuti, perché non basta dire che il lavoro è al centro, ma bisogna applicare quel valore costituzionale che fonda la Repubblica sul lavoro. A chiudere la giornata, in serata, il concerto di Giusy Ferreri che ha richiamato un pubblico numeroso. L'artista ha saputo coinvolgere i presenti con la sua energia e i suoi brani più noti, trasformando la piazza in un grande momento di festa e condivisione. Una celebrazione che ha unito tradizione, impegno civile e spettacolo, confermando ancora una volta il valore del 1° maggio come occasione di incontro e riflessione per tutta la comunità. Primo maggio in cantina per Niscemi, un calice di solidarietà. È stato questo l'evento che si è svolto a Canicattì presso la cantina della CVA, che ha aperto le porte al pubblico in occasione della festa del lavoro. Noi abbiamo seguito l'evento. Primo maggio in cantina per Niscemi, un calice per la solidarietà. Questo l'evento che si è svolto ieri a Canicattì presso i locali dello stabilimento della cantina CVA, che ha aperto le porte per una giornata speciale dedicata al vino, alla convivialità, alla bellezza del nostro territorio e soprattutto alla solidarietà. La giornata di ieri, primo maggio, festa del lavoro, ha assunto un significato ancora più profondo. È stato a sostegno della comunità di Niscemi, duramente colpita dalla recente frana. Oggi la dedichiamo a Niscemi perché è una città martoriata da una frana e certamente non compete a noi risolvere i problemi grossi che ci sono in quel territorio, però vogliamo dare un segnale di aiuto, di presenza, che questa festa la dedichiamo a quei territori e si sta facendo una raccolta dedicata per quelle famiglie, per quei territori, e questo è un modo per rappresentare, diciamo, la vicinanza di una città a altri territori, a altre cose che hanno bisogno di essere pensati anche, oltre che di interventi strutturali che deve fare il governo. Un momento di festa che ha trasformato la manifestazione in un gesto concreto di vicinanza a tutta la comunità di Niscemi. Oggi giornata di grandi eventi a Canicattì, siamo qua presso le cantine del CVA, una grande realtà che nel tempo è riuscita ad affermarsi grazie al presidente Giovanni Greco, ma anche ai suoi successori che stanno portando questa cantina a livelli non solo nazionali ma anche internazionali. Quindi siamo contenti e siamo sicuri che la crescita del territorio, se si vuole, si può. Quindi io ringrazio anche molti ragazzi che qua
partecipano alla vita della cantina, ho visto un consiglio di amministrazione anche giovane, rampante, che ha voglia di fare e di crescere, e mi complimento con tutti. Siamo qui in territorio di Canicattì, CVA, una realtà storica del nostro territorio che si fa molto avanti con vini di qualità, proprio l'espressione della qualità che c'è sul nostro territorio. Oggi 1° maggio è tradizione in questa cantina incontrare il territorio, incontrare i produttori e tutti gli appassionati del nostro vino e della nostra cultura. Siamo veramente orgogliosi, c'è tanta folla, tantissima gente che sente questa festa e sente il territorio. Di questi piatti che state facendo, molto graditi dalla gente. Una calamanata con broccoletti, dopo ci mettiamo 2 specchi e dopo c'è una fondata di formaggio. Per cui piatti tradizionali, tipici, anche poveri sotto questo punto di vista, per cui però rendono qualcosa di particolare. Questa è una mozzatura di broccoletti con pancetta affumicata, poi c'è una pinoli, lì sopra c'è la spuma di formaggio. Siamo soltanto di manto, è un dessert che ormai da oltre 30 anni ce lavoriamo. Con crema chantilly, caramelo, pistacchio, e dopo mirtille, che è una cosa importante nella città, giusta e dolcezza, e il miele. Questo è eccezionale. Passiamo adesso alla cronaca, una rivolta al carcere di Agrigento. Gli agenti hanno riportato la calma e arrestati 8 detenuti in servizio. Rivolta all'interno di un reparto della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, un gruppo di detenuti ha aggredito e picchiato 2 agenti, tolto loro le chiavi e aperto le celle. Gli agenti della polizia penitenziaria in assetto antisommosso hanno assedato il parapiglia e arrestato 8 persone. In manette sono finiti Diego Fortezza, 45 anni di Siracusa, Salvatore Condorelli, 38 anni di Catania, Davide Bonaccorso, 26 anni di Messina, Sebastiano Latorre, 32 anni di Catania, Angelo Fernandez, 21 anni di Palermo, Giovanni Arnaud, 22 anni di Napoli, Kevin Dragotto, 21 anni di Palermo, Giovanni Linares, 28 anni di Siracusa. Tutti sono già comparsi davanti al GIP del Tribunale di Agrigento Michele Dubini, che a margine dell'udienza ha convalidato gli arresti. I fatti risalgono allo scorso 30 aprile, la rivolta è avvenuta nel reparto Sole e sarebbe stata organizzata da uno dei detenuti al quale poco prima un agente gli aveva contestato un provvedimento disciplinare. Sostituto commissario è stato aggredito e un altro agente. Sono state prese le chiavi delle celle che sono state così aperte. Il reparto è stato devastato con il danneggiamento di suppellettili, blindi, estintori e quadri elettrici. Gli agenti della polizia penitenziaria del reparto di Agrigento, dopo queste ore di follia, hanno fatto irruzione nel reparto e hanno ripristinato la calma. E gli agenti della polizia locale di Agrigento, a conclusione di un controllo, hanno sequestrato un'autocarrozzeria a pochi centinaia di metri dal Quadrivio Spinasanta. Il titolare, che è stato denunciato a piede libero, viene contestato il reato di gestione illecita di rifiuti speciali. L'operazione è scattata a seguito di un ritrovamento di pezzi di carrozzerie e parti meccaniche stoccati nel piazzale esterno in violazione delle norme ambientali. Secondo quanto accertato dai vigili e contestato, l'officina operava in assenza delle autorizzazioni ambientali, accumulando in modo incontrollato scarti derivanti dall'attività di verniciatura, autoriparazione e smontaggio. I sigilli hanno riguardato l'intera area, compresi i veicoli, le attrezzature e i materiali rinvenuti al suo interno. C'è sospetto che gli stessi possano aver deturpato i terreni circostanti e costituire una fonte attiva di inquinamento. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti. Una bottiglia di plastica piena di benzina e una catena con un lucchetto avvolta sul cancello sono stati ritrovati davanti al cantiere allestito per il recupero dell'ex mattatoio a Santa Elisabetta,
Dopo il ritrovamento, il titolare dell'impresa, che si sta occupando dei lavori, ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti ai carabinieri della stazione di Santa Elisabetta. È successo nei giorni scorsi. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla grave intimidazione e i militari sin da subito hanno avviato le indagini per cercare di identificare chi ha lasciato l'avvertimento. La bottiglia contenente liquido infiammabile e la catena con lucchetto sono stati sequestrati e inviati al reparto scientifico per essere sottoposti ad analisi e verificarne l'eventuale presenza di impronte digitali. È ricoverato in gravissime condizioni un cronometrista travolto da un'auto in gara mentre si trovava in pista per effettuare le rilevazioni dei tempi. L'incidente si è verificato nel corso della manifestazione Rally Show all'Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, dopo l'impatto, il cronometrista è stato sbalzato per diversi metri. Il ferito è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i medici hanno giudicato le sue condizioni molto gravi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Un 47enne è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali verso un minorenne. Ce ne parlano i colleghi di Messina. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un 47enne già noto alle forze dell'ordine, ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minori. Il provvedimento cautelare è scaturito da una denuncia presentata nei giorni scorsi dalla madre della vittima, a seguito della quale sono state tempestivamente avviate indagini condotte dai militari della compagnia di Milazzo e coordinate dalla procura barcellonese, diretta dal dottor Giuseppe Verzera. Le investigazioni hanno infatti consentito di raccogliere in breve tempo gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo in relazione a un episodio che si era verificato solo il giorno precedente della denuncia. In particolare l'indagato, approfittando che il minore si trovava presso la casa al mare di uno zio, l'aveva attirato in spiaggia con pretesto, mentre stava giocando con altri coetanei, per poi abusare sessualmente di lui. In tale quadro, alla luce della gravità dei fatti contestati e delle modalità in cui erano state assunte le condotte, nonché del pericolo di inquinamento probatorio e del concreto rischio di reiterazione del reato, il GIP ha quindi ritenuto necessario adottare una misura cautelare personale nei confronti dell'uomo, ora ristretto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Si precisa che per l'indagato vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. E si è svolta a Sicuriana la storica celebrazione religiosa e popolare della festa del Santissimo Crocifisso, nota come l'Utri di Maio, incentrata sulla venerazione di un antico simulacro Cristo Nero, circondata da profonde tradizioni e leggende locali come la processione e la calata del vero, il nostro servizio. Tanti fedeli, tante persone che vengono da fuori, tanti pellegrini. Oggi è stato un giorno meraviglioso. Da stamattina alle 5 io ho celebrato la prima messa, poi alle 7, alle 9, alle 11, ora alle 17:30 un'altra, alle 19 un'altra. La chiesa è sempre piena, grazie a Dio, con tante confessioni e tanta gente che prega e lode il Signore.
le nostre feste sono belle feste, belle tradizioni, e la bella pietà popolare, però ci deve muovere la fede e noi dobbiamo nutrirla questa fede con la parola di Dio, con la preghiera e le opere di carità ogni giorno. E si sono conclusi i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso a Calatafimi Segesta in provincia di Trapani. Ce ne parla Margherita Trupiano. Un'esplosione di fede, tradizione e identità popolare ha animato ieri le strade di Calatafimi Segesta nel Trapanese, in occasione della festa del Santissimo Crocifisso, una delle celebrazioni più antiche e sentite dell'isola. Fin dalle prime ore del mattino il paese si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto, richiamando centinaia di visitatori e devoti. Cuore pulsante della giornata, la storica sfilata dei ceti, le antiche corporazioni di arti e mestieri che hanno attraversato le vie del centro in abiti tradizionali, offrendo ceri e doni votivi in segno di devozione. Accanto a loro i suggestivi cavallari, con cavalli riccamente bardati a festa, hanno dato vita ad uno spettacolo di grande impatto visivo tra colori, suoni, profumi della tradizione siciliana, un momento che ha unito sacro e folklore, capace di raccontare secoli di storia e di appartenenza. Tra i momenti più suggestivi e carichi di significato della festa del Santissimo Crocifisso di Calatafimi Segesta spicca senza dubbio la presenza dei buoi, anche loro bardati a festa, protagonisti di una tradizione che affonda le radici nel mondo agricolo e pastorale del territorio. Gli animali, preparati con grande cura, hanno sfilato adornati con paramenti sontuosi, fiori variopinti e campanacci che hanno risuonato lungo le vie del paese, creando un'atmosfera unica e solenne. Non si è trattato solo di un elemento scenografico, i buoi hanno rappresentato simbolicamente l'abbondanza, la fatica del lavoro nei campi, il profondo legame tra comunità e terra. Le nostre telecamere hanno catturato immagini di grande impatto, il passo lento e possente degli animali, il suono cadenzato dei campanacci, l'emozione dei fedeli che accompagnano il corteo, un rito che unisce fede e folklore, trasformando i buoi in un potente simbolo di prosperità e identità collettiva. Ancora una volta la festa si conferma come uno degli esempi più autentici della tradizione siciliana, capaci di raccontare attraverso gesti antichi la storia viva di una comunità profondamente legata alle proprie radici. Linea alla regia per la pubblicità.
Grande partecipazione al talk sulla sicurezza stradale organizzato dall'assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità nell'ambito di Mondello Sport Festival, esperti e istituzioni a confronto su prevenzione, educazione e nuove strategie per ridurre gli incidenti e promuovere una mobilità più sicura. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Parliamo di sicurezza stradale, ma non in astratto, parliamo di scelte quotidiane, di responsabilità, di vite reali, grazie all'assessorato alle infrastrutture e mobilità guidata da Alessandro Aricò, che mette in campo un piano articolato per ridurre gli incidenti e restituire comunque sicurezza ai cittadini. Sì, credo che questa giornata particolare organizzata da questo meraviglioso evento che coinvolge tantissimi giovani, l'assessore ha voluto fortemente dare la presenza per parlare di sicurezza, ma parlare di sicurezza stradale, perché i giovani è giusto che si divertono, ma è giusto che noi rispettiamo le regole, non bevendo, non drogandosi e quant'altro, ma soprattutto evitare la distrazione che oggi più che mai causa incidenti anche mortali, che è quella del telefonino o di altre apparecchiature che oggi sono nel quotidiano dei ragazzi e anche dei meno giovani. Parlare di sicurezza stradale significa parlare di vita significa rispettare la propria e rispettare anche quella degli altri. Non serve essere prudente, ma dobbiamo far sì che anche gli altri siano prudenti rispettando la nostra azione. Abbiamo voluto dare una forte impronta delle finalità associative verso i giovani, andando nelle scuole, perché siamo convinti che la sicurezza stradale non può che iniziare fin dalle giovani generazioni e nelle scuole. Una delle cose che vogliamo fare è evitare a tanti genitori dei lutti in famiglia, cercando di portare a un comportamento sano i loro giovani. Già sono in programma circa 600 milioni di FSC, in programma sono tantissime le strade in tutta la regione che stanno per essere riqualificate, soprattutto in ottica di sicurezza stradale. Oggi siamo qui in una manifestazione bellissima a Mondello, le iniziative sono variegate, si spazia da messa in sicurezza delle strade, rifacimento del manto, nonché tutta l'illuminazione, la cartellonistica inerente appunto maggiore efficienza e maggiore sicurezza per i cittadini che percorrono le strade siciliane. Oltre la mente, il potere del cuore quantico, questo è il tema di un interessante incontro che si è svolto a Naro presso l'agriturismo Stella del Rio, organizzato dalla dottoressa Geradestro, geriatra, con la relazione di Tiziana Vignoli. Noi abbiamo seguito l'evento. Dottoressa, da Naro parte un messaggio nuovo. L'utilizzo del pensiero, della mente, di alcuni comportamenti influenzati da un cuore che possono migliorare la vita. È qualcosa di molto complesso, vogliamo spiegarlo? Sì, è un molto complesso dove l'epigenetica si integra con la parte integrante di noi stessi, dando una visione molto diversa da quello che noi siamo abituati nel nostro mondo occidentale, e ci ispiriamo anche molto al mondo orientale, ma non nelle pratiche di religione, assolutissimamente, perché noi siamo corpo, siamo mente, siamo un tutt'uno. Dobbiamo spiegare questo fisiologicamente, come la medicina ci ha insegnato. Questo è un qualcosa di fondamentale quando la neuroscienza va ad integrarsi con tutto ciò che ci circonda, calandoci proprio all'interno, alla nostra interiorità, alla nostra spiritualità, che ci porta proprio a vedere un qualcosa di diverso, un qualcosa di amare, non come siamo abituati ad amare, ma ad amare il mondo universale. Quindi essere un tutt'uno, calarsi dentro di noi, perché è fondamentale ascoltare le sensazioni del cuore e non della mente. Quindi se noi riusciamo a capire questo e a lanciare questo messaggio fondamentale che l'uomo deve capire, è qualcosa di
fantastico, qualcosa proprio di emozionante, qualcosa che il mondo finalmente arriverà ad avere tutto ciò che noi ci aspetta. È quello che anche noi medici a volte diciamo, ma spesso io come geriatra, perché arrivato a una certa età è difficile, no, combattere l'invecchiamento, eppure non è così. L'invecchiamento si combatte, l'invecchiamento è qualcosa che se noi siamo abituati ad allenare il nostro cuore, manda molti impulsi alla nostra mente e quindi c'è un interscambio che è tutto reversibile nella vita, anche la malattia. Può sembrare strano, ecco perché il cuore è quantico, perché noi possiamo dire, ma allora è una magia? No, non è una magia, è solo fisiologia. E Dio ci ha creato perfetti e quindi quando Dio ci crea perfetti siamo noi che non dobbiamo utilizzare la mente, ma dobbiamo calarci dentro di noi. E questo è veramente il massimo, l'unico, l'universo, quello che è al di sopra di qualsiasi cosa, e anche la malattia così si combatte. Il farmaco va benissimo nei momenti di acuto, però dopo dobbiamo fare allenamento giorno dopo giorno e ascoltare le nostre emozioni, il nostro cuore, non la nostra mente. Allora riusciamo a dare un qualcosa finalmente di diverso. Grazie. Dottoressa, mi fa pensare parecchio questo discorso alla meditazione e allo yoga. Che rapporto c'è o interagiscono queste cose? Sono tecniche fondamentali, anche la meditazione e lo yoga, perché fanno parte proprio di noi stessi. Noi non siamo abituati a vivere la vita con una vita, diciamo, scandita. Purtroppo la nostra società ci ha abituati a correre, ad essere veloci e a non avere proprio il tempo per scandire. Ad esempio, in Spagna è fondamentale fare la siesta. Quindi ci sono anche le ore di meditazione prima, all'alba, fanno la mezzogiorno, pomeriggio e la sera. E questi sarebbero i 4 momenti della nostra giornata dove noi tutti quanti ci dovremmo fermare. Quello ci fa, non è tanto il fatto di perché dobbiamo mangiare oppure perché dobbiamo riposare, ma è la riconnessione con noi stessi, perché anche mentre noi mangiamo dobbiamo capire che stiamo mangiando, il perché, che cosa è fondamentale. Tu non puoi mangiare se sei nervoso, ma devi mangiare in massima tranquillità, perché quello attiva dei meccanismi e dei processi tossici, non sani. Ecco, educare le persone proprio a vivere e scandire la nostra giornata, prendendosi gli spazi per noi stessi, anche gli spazi sul lavoro, perché dovrebbe anche cambiare il mondo del lavoro, quindi integrare queste tecniche anche nelle attività di tutti i giorni. Una giornata di incontro centrata sul cuore quantico e su come comunque determinati momenti di riflessione e di educazione del pensiero possono interferire nella nostra vita. Ce ne parli? Grazie, sono Tiziana Vignoli, vengo da Narni e sono la fondatrice dell'Accademia Pensiero Quantico del Cuore. Sì, veramente sono felice di essere qua, invitata dalla dottoressa Gera Destro a Naro per diffondere questo metodo, chiamiamolo così, di fisica quantistica in ambito olistico, dove si utilizza l'intento, quindi il pensiero, che può veramente modificare la nostra parte interiore, quindi a livello energetico, fisico, tutte le nostre strutture, per modificare anche la realtà esterna, quindi molto interessante per noi e sono felice di poter portare questo concetto magari che ancora non è così conosciuto. C'è un percorso da seguire? Sicuramente sì, inizialmente si possono fare dei check-up un po' come quando si va da un medico, no? Nel senso, in questo caso di fisica quantistica olistica, energetica, dove io e i coach possono comunque dare prova di questa funzionalità del cuore, avendoci il permesso di poter operare con la persona, e poi ci sono proprio dei corsi formativi che io faccio sia online che live. Quindi ci sono 2 percorsi, uno che è di base per essere autonomi, perché quello che è importante è l'autonomia, quindi non andare sempre da qualcun altro, ma ritrovare il potere dentro se stessi.
Ma ci sono dei tempi entro i quali si può raggiungere questo tipo di beatitudine, quasi l'avete definita? Sì, di pace interiore che si trasferisce anche all'esterno, come dicevamo. In fisica quantistica il tempo in realtà non esiste, quindi quando abbiamo delle trasformazioni sono immediate. Ovviamente il tempo è quello della consapevolezza, quindi partecipare, ci sono persone che io ho la scuola ormai dal 2020, dal 2019, ci sono persone che hanno avuto bisogno di tempo per consapevolizzare e quindi applicarsi a questo metodo, e persone che immediatamente in 2 mesi hanno fatto dei salti di coscienza o comunque del miglioramento immediato. Dipende sempre dalla persona, non tanto dal metodo, questo sicuramente. Passiamo adesso allo sport con un'ampia panoramica sportiva degli avvenimenti della domenica di calcio, con le interviste ai protagonisti dell'Agragas, che ha vinto l'incontro con la squadra del Pro Ragusa e vola in finale per i play-off del girone D per accedere in eccellenza. Il collega Lentini. Si è giocata l'ultima gara di campionato della Serie D, che ha premiato il Savoia al salto in Serie C e alla retrocessione per San Cataldese e Paternò. I risultati di quest'ultimo turno hanno inoltre decretato il lotto di squadre che parteciperanno ai prossimi play-off, che sono Nis, Regina, Atletica Palermo e Gelbison. Ad affrontarsi saranno rispettivamente Nissa Gelbison e poi Regina, Atletica Palermo. Chiude con un pari interno il Castro Mefavare Collenna, entrambe salve, mentre vanno ai play-out Ragusa, Aciriale, Vibonese e Messina. Si sono giocati invece i play-off del girone A di eccellenza. Con questi risultati il Camart ha superato il San Giorgio Piana per 2-1, mentre il Marsala ha perso in casa con il Partinica Audace per 2-3. In finale si ritroveranno Camarat e Partinica Audace. Per quanto riguarda il girone A di promozione, finale amaro per l'Aragona, che sul neutro di Petralia Soprana perde per 2-1 la finale promozione con l'Alcamo. In vantaggio con un bel gol di Piranio, l'Aragona viene raggiunto su calcio di rigore, battuto da Riccobono, e poi superato da un colpo di testa di Rosone. Alcamo che corona il sogno dell'eccellenza dopo 6 anni ed Aragona costretta a giocare i play-off con il Gemini. La stagione continua e si spera di raggiungere la cognata eccellenza attraverso l'esito dei play-off. È terminata invece con qualche brivido di troppo per i colori dell'Agragas, che agevolmente in vantaggio per 3-0 si è fatto riprendere concludendo i 90 minuti con un risicato 3-2. L'avversario di turno era il Pro Ragusa. Partenza veloce per i ragazzi di Sebi Catania, che al 7° va in vantaggio a conclusione di un'incursione vincente di Marrone, abile a mettere dentro la rete del vantaggio. Pro Ragusa subito sotto, cerca qualche timida reazione, ma in contropiede l'Agragas è micidiale e raddoppia con la solita rasoiata di Jama. La partita si mette per il meglio con il tris del bomber Tenne Lopez. A questo punto la partita sembra chiusa, ma non è così. Succede tutto nel secondo tempo con il Pro Ragusa, che prima accorcia con Queslati al 50° e poi con lo stesso si riporta sotto al 65°. L'Agragas approda in finale play-off del girone D contro il Gimnica Scordia, che ha superato a sua volta per 2-1 il Santa Croce. Mister, si passa il turno, questa è la cosa più importante. Andando ad analizzare la partita, una partita da 2 volti. Primo tempo sembrava tutto facile, si era messa sul binario giusto, poi nel secondo tempo si è complicata un po'. Che è successo? Questa partita ci deve fare crescere, ci deve fare capire tanto. Probabilmente forse è meglio che sia capitato in questo momento, perché ci facciamo un grossissimo bagno di umiltà, perché il secondo tempo non si può, una partita, il primo tempo 3-0, non la puoi gestire in quella maniera. Loro sono stati bravi, a cui faccio complimenti per la partita che hanno disputato, faccio complimenti pure ai miei ragazzi per il primo tempo che hanno fatto, dopodiché sono più che arrabbiato per il secondo tempo, perché in queste partite non puoi permetterti di regalare nulla. L'abbiamo fatto e lo potevamo pagare a caro prezzo. Cosa l'ha fatto arrabbiare di più? Ha fatto arrabbiare di più che
Avevo detto negli spogliatoi di rimanere, di stare concentrati, siamo entrati in campo e abbiamo riaperto noi una partita che era chiusa e che doveva essere gestita in un'altra maniera. Invece alla fine abbiamo sofferto, ribadisco. Io faccio complimenti pure ai miei ragazzi, ma questo secondo tempo ci deve fare riflettere tantissimo. Questa settimana sarà una settimana corta perché si giocherà il sabato, che settimana sarà? Una settimana normale, noi dobbiamo recuperare energie, dobbiamo recuperare forze e soprattutto mentalmente dobbiamo rasserenarci un attimino, perché ti ribadisco, partite come quella di oggi va gestita in un'altra maniera. Allora, mister, nel secondo tempo è cambiata completamente partita, per poco non la riprendevate. Eh sì, avevo chiesto ai ragazzi di complicare la vita a un forte Ajax, sapevamo che la partita già era in salita prima di venire, perché affrontavamo secondo me una squadra che in questa categoria non c'entra nulla, basti pensare alla rosa che hanno loro, è un pubblico numeroso, non c'entra nulla con la promozione, però peccato per il primo tempo perché eravamo troppo molli, non riuscivamo a prendere loro esterni alti, poi nel secondo tempo ho rivisto un po' la situazione, ho cambiato un po' il modulo e i ragazzi hanno messo un po' di orgoglio e come ha detto lei abbiamo complicato la vita all'Ajax facendo 2 gol, rischiando anche il terzo, quello che volevo. Poi gli avevo detto che a prescindere del risultato io sono orgoglioso di questi ragazzi, sono orgoglioso della mia società. Andiamo avanti a testa alta, complimenti a chi ha vinto, in bocca al lupo per il proseguio e il prossimo anno sarà un altro campionato. Archiviata la prima, si passa il turno, ma quanta fatica nel secondo tempo? Sì, penso che l'importante era passare il turno, abbiamo preparato questa settimana questa partita, sappiamo che sono partita secca, quindi abbiamo vinto, dobbiamo migliorare tanto e penso che questa settimana già si pensa a una partita successiva. Che è successo nel secondo tempo? Pensavate già alla prossima? Vi siete rilassati? No, mai. Come te l'ho detto, noi pensiamo partita a partita. Loro pure giocano, hanno arrivato al playoff perché se lo meritavano e hanno dimostrato che pure loro giocano. Quindi siamo felici perché abbiamo passato il turno, però sappiamo che dobbiamo migliorare. Primo tempo sembrava tutto facile, poi nella ripresa è cambiata partita. Che cosa è successo? Vi siete rilassati? Pensavate già alla prossima? No, sicuramente non è il nostro naturale pensare già alle prossime durante una partita. È successo, può capitare, però siamo stati in partita fino alla fine, l'abbiamo portata a casa e pensiamo già a domenica. È stata una partita da 2 volti, partita complicata nel secondo tempo, ma perché? Che cosa è successo secondo te? Non lo so, sono partite capite, ci sono gli episodi, purtroppo quando vinci 3-0 magari c'è un momento di rilassamento, può capitare. Abbiamo preso il primo gol, hanno preso un po' di coraggio, hanno fatto il secondo, però poi siamo stati bravi a mantenere il risultato e portarla a casa. Bella cornice di pubblico, oggi c'è bisogno anche di questo. Soprattutto di questo perché è una spinta in più per noi, avere questo grande pubblico che è delle categorie superiori come meritano. Termina con un pareggio 2-2 la sfida tra il Castrum Favara e l'Enna nell'ultima partita del campionato di Serie D, Girone I. Suggella la permanenza della squadra favarese nella Serie D. La partita è stata dedicata al giovane favarese Gabriele Vaccaro, ucciso a Pavia. Ce ne parla Giuseppe Moscato. Oltre che la giornata dei festeggiamenti per la meritata permanenza in Serie D, la domenica calcistica di Favara è stata dedicata alla memoria di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia. La società della Castrum Favara, tutti i giocatori, i piccoli della scuola calcio e i tifosi tutti uniti nel ricordo di Gabriele. A loro si sono associati anche la società e i tifosi dell'Enna, arrivati al Brucoleri per l'ultima di campionato. Presenti, raccolti nel loro dolore, i genitori e i familiari, a loro il cordoglio della città, un saluto sentito e una commozione profonda. Allo stadio Brucoleri era simbolicamente presente tutta la città, rappresentata dal sindaco Antonio Palumbo, presente con la moglie, l'assessore Angelo Airofarulla, il comandante della tenenza dei carabinieri Paolino Scibetta, tutti ad applaudire Gabriele. Una gigantografia di Gabriele è stata collocata in curva nord. Lì si sono fermati in un momento di raccoglimento, grande commozione, tante lacrime, l'applauso sentito di tutto lo stadio con il coro degli ultras che si faceva sempre più forte. Gabriele vive.
La partita con l'Enna finisce in parità 2-2, la società giallo-blu con questo pareggio rafforza ancora la posizione in classifica che la vedeva già salva con una giornata di anticipo. Permanenza in Serie D anche per l'Enna grazie alla sconfitta casalinga del Ragusa. Gli ennesi erano andati subito sotto di un gol al quinto minuto a causa di un'autorete di Gabrieli che concedeva il momentaneo vantaggio ai favaresi. Per niente scoraggiata, l'Enna inizia subito l'assalto alla porta di De Silvestro e riesce a riagguantare il risultato e addirittura a chiudere la prima parte di gara in vantaggio per 2-1. Alla ripresa della partita tutto va avanti come prima. I toni sono sempre alti, i ragazzi di mister Infantino non ci stanno a chiudere il campionato, anche se già salvi, con una sconfitta di fronte al pubblico amico. Pareggio che arriva con un Eurogol di Ekto Goyan. Al Triplo Frischio applausi per tutti per la permanenza in Serie D conquistata da entrambe le squadre. Ma sentiamo le impressioni in sala stampa. Se voi avete visto c'era una tensione oggi perché io credo che questa squadra doveva uscire con gli applausi, doveva dimostrare la serietà che hanno dimostrato in questi mesi. Abbiamo affrontato un avversario difficile che aveva fame di punti, è stata una partita molto difficile, però alla fine i ragazzi non volevano uscire dal campo sconfitti, ci sono riusciti, hanno cercato di fare il massimo, l'hanno fatto e questo ci dà grande soddisfazione. Però lei parlava di tempi, io oggi vorrei ricordare i miei ragazzi che sono partiti con me in ritiro, che sono andati via, direttore Catania, Nicola Terranova che ha lottato per questi colori. È anche giusto ricordare le persone che hanno lottato per questa società e per questi colori. Noi siamo contenti perché credo che strada facendo ci siamo amalgamati, ci siamo stimati e abbiamo lavorato fortemente senza risparmiarci un attimo. Avevamo un obiettivo e l'abbiamo raggiunti quasi tutti. Quasi perché siamo arrivati secondi su Giovane di Valore, questo è anche un contributo che possiamo dare alla nostra società. Abbiamo ottenuto una salvezza diretta, abbiamo ottenuto un esordiente più giovane del girone di tutta la Serie D che con l'Ura, credo che la gente è contenta di noi. Il nostro pensiero va alla famiglia Vaccaro, a Gabriele che sicuramente oggi è stato onorato per quello che merita. Siamo contenti che dire, siamo anche stanchi perché questa settimana è stata molto dura, per me è stata molto dura sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto personale. I ragazzi sono stati vicini, mi hanno dimostrato grande stima, grande amicizia. Ringrazio gli ultra che mi hanno onorato del coro. Significa che non c'è solo il tecnico, ma ci sono i comportamenti, c'è un'onestà, c'è un attaccamento ai colori, credo che c'è l'uomo che si è fatto allenatore. Credo che tutto questo mi gratifica, mi onora e li ringrazio. Voglio ringraziare i presidenti, la società che quando mi hanno richiamato veramente ci hanno affidato a 360 gradi la società, la squadra per cercare di ottenere questo risultato. L'abbiamo ottenuto e lo dedico a loro. Sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, è stata una stagione travagliata, grazie a tutta la società abbiamo fatto un bel lavoro. Voglio ringraziare di vero cuore il direttore sportivo Enzo Piazza che è subentrato in un momento complicato, con l'aiuto anche nostro perché è un giovane direttore sportivo, e tutti assieme abbiamo cercato di portare avanti questa barca, abbiamo raggiunto questo bello traguardo. E il fino oggi si pensa naturalmente a festeggiare, ma c'è stato quel toccante momento di ricordo di Gabriele che insomma ha un po' commosso tutti.
Vero, sì, questa vittoria la voglio dedicare, questa salvezza a lui personalmente e a tutta la sua famiglia, perché noi siamo stati sempre vicini con loro, anche perché loro hanno giocato con noi, i miei fratelli, la famiglia, siamo di rapporto con tutti, quindi la vogliamo dedicare proprio a loro. Ripeto, godiamoci il risultato, godiamoci la salvezza e anche forse un po' presto parlare di futuro? Intanto ci godiamo questa salvezza e ora vediamo che succede. Io è il 15° anno che sono presidente, voglio ringraziare a tutti per avermi dato questa fiducia per 15 anni. Allora, è stato molto emozionante quest'anno, è stata emozionante la salvezza già raggiunta con una giornata di anticipo a Paternò. Che dire, hanno fatto una cosa di grande i ragazzi, tutto il gruppo squadra, lo staff tecnico, i mister e tutti. È ovvio che noi di società siamo stati sempre vicini, non abbiamo mai mollato e quando c'era da dare quel supporto e quella marcia in più, la società era sempre presente. C'è stato un momento nero che hai perso la fiducia oppure no? Io mai, perché non l'ho mai persa, ci ho sempre creduto. Devo ringraziare innanzitutto la società per avermi dato questa opportunità in corsa quando ce n'è stato il bisogno. Abbiamo avuto un periodo bruttissimo, però io ci ho sempre creduto e difenderò sempre questa squadra fino alla fine. E questo è tutto per la giornata di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.